Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Non solo in Veneto, perché naturalmente la pandemia, l'emergenza coronavirus riguarda tutta Italia e molte delle cose che poi succedono qui dalle nostre parti vengono decise in altra sede. Ad esempio, e iniziamo già con le notizie importanti, oggi si riunirà il Consiglio dei Ministri per discutere l'applicazione, la nuova applicazione delle norme del Green Pass, però pare dai rumors che arrivano da Roma che si allunghino i tempi per l'estensione dell'obbligo di Green Pass. Oggi sembra che il Consiglio dei Ministri esaminerà solo alcune norme per introdurre il pass per i lavori esterni della scuola e delle università, come gli addetti alle mense e alle pulizie, e per il personale delle residenze per anziani, delle case di riposo. È un primo passo, fanno sapere da Palazzo Chigi, poi questo vuol dire che sicuramente altri passi seguiranno. Quindi pare che oggi non si decida quell'implementazione forte di cui si parlava nei giorni scorsi. Sappiamo che la politica non si è trovata del tutto d'accordo su questi temi. Sappiamo che ci sono stati attriti e frizioni anche all'interno della coalizione di governo, quindi per ora il Green Pass dovrebbe essere esteso solo alle categorie di cui abbiamo parlato adesso, però arriva anche un'ANSA che ci dice che secondo esponenti di governo estenderlo solo alle mense e alle case di riposo non è un passo indietro rispetto a quello che si era detto. Tensioni forti in tutto il paese, tensioni importanti anche in Veneto, perché c'è un'operazione in corso. Questa è la prima notizia di cronaca che vediamo nel nostro Focus TG. Ci arriva dalla nostra redazione di Padova, è talmente fresca che abbiamo solo il testo, fra un po' arriveranno probabilmente anche le immagini. Progettavano azioni violente durante un imminente raduno Novax per condizionare il governo e la campagna vaccinale. Le ipotesi di violenza anche con le armi le condividevano. Queste sono tutte poi notizie frammentarie che arrivano per ora. Su alcune chat di Telegram sono 8 le persone indagate e individuate nel corso di un'operazione della Polizia di Stato contro alcune delle frange ritenute più pericolose dei Novax. All'alba di oggi sono scattate le perquisizioni 8 a Milano, diverse altre fra Bergamo, Roma, Reggio Emilia, Venezia e anche Padova. Nelle chat si definivano guerrieri, sono 5 donne definite molto arrabbiate e determinate. Si tratta di una frangia composta da persone con un basso profilo, senza i cosiddetti esponenti d'area, gente comune fra i quali spiccano disoccupati, operai, portinai, camerieri, molte persone comuni, quindi non ci sono situazioni particolari in questo momento. Uno degli uomini aveva anche un porto d'armi e risulta essere in Veneto. Allora, questa è un primo flash che ci arriva proprio da Padova su questa maxi operazione della Polizia di Stato. Fra poco saremo collegati come sempre con i nostri giornalisti e potremo sicuramente essere più precisi anche su questa operazione, sulle ripercussioni, su quello che sta accadendo, sulle perquisizioni e le indagini in corso. Continuiamo con la cronaca. Vi abbiamo raccontato purtroppo nei giorni scorsi la vicenda dell'omicidio di Verona. La persona arrestata resta in carcere. Vediamo. Si è chiuso nel silenzio, non ha più voluto rispondere alle domande degli inquirenti Emanuele Impellizzeri, 38 anni, l'uomo accusato di aver ucciso la 27enne Chiara Ugolini nel suo appartamento a Calmasino di Bardolino. Il magistrato ha convalidato il fermo e ha disposto la misura cautelare in carcere. L'uomo è accusato di aver commesso l'omicidio con le aggravanti di aver agito con crudeltà e per motivi abietti. In base a quanto riportato nell'ordinanza del GIP Angela Fantechi, la misura della custodia in carcere si è resa necessaria per il pericolo di fuga, per la gravità del fatto contestato e tenuto conto della personalità dell'indagato. Al momento l'uomo è nel carcere di Sollicciano in provincia di Firenze, dove è stato fermato dalla polizia mentre tentava di scappare in sella alla sua moto. Il GIP del Tribunale fiorentino si è dichiarato incompetente per territorio e quindi trasmetterà gli atti al Tribunale di Verona. Intanto i carabinieri di Verona stanno indagando per ricostruire quei drammatici istanti. In un primo momento il 38enne aveva rilasciato alcune dichiarazioni
spontanee, ammettendo parzialmente le proprie responsabilità. Aveva raccontato di essere saltato sul terrazzino di Chiara. Ho avuto l'impulso di entrare nell'appartamento, aveva detto, poi ha iniziato ad urlare e io l'ho spinta a terra. Perché volesse entrare ancora è da accertare, anche se la pista dell'aggressione a sfondo sessuale è quella più accreditata. Poi le scioccanti verità. A Chiara è stato fatto ingoiare della candeggina, poi le è stato messo uno straccio in bocca così che non potesse sopravvivere. È stata messa a tacere perché avrebbe potuto denunciare ciò che l'uomo aveva fatto. In Pellizzeri, al momento dell'arresto, aveva graffi sul viso. Chiara ha provato fino in fondo a combattere per la propria vita. Rimane il dolore immenso della famiglia e del fidanzato Daniel, con il quale Chiara era andato a vivere. Su un post di Instagram, Daniel scrive: Chiara, rimarrai sempre la mia metà. Arriva proprio ora in redazione un lancio d'agenzia che ci dice che le azioni violente che stavano programmando, pare anche con l'uso di armi, i Novax che si facevano chiamare guerrieri su Telegram, sono stati perquisiti oggi dalla polizia, indagati per istigazione a delinquere aggravata. Azioni che erano tese a mutare o condizionare la politica governativa e istituzionale in tema di campagna vaccinale. Lo scrivono, ci dice l'ANSA, il capo del pool antiterrorismo di Milano, Alberto Nobili, e il PM Piero Basilone nei decreti di perquisizione. Gli indagati portavano avanti iniziative volte ad affermare le convinzioni dell'area cosiddetta Novax. Questo è un lancio d'agenzia testuale che ci arriva naturalmente da Milano, però le ripercussioni le abbiamo viste con perquisizioni, con persone indagate anche in Veneto, a Venezia e a Padova. Fra poco potremo saperne di più. Al momento non ci sono informazioni su chi siano queste persone, ovviamente non ci sono nomi in questo momento, vedremo poi nel corso della nostra informazione. Vediamo ancora la cronaca, andiamo in questo caso nel Bassanese, perché vi avevamo raccontato qualche giorno fa di un'aggressione violentissima ai danni di un 17enne che passeggiava in centro storico assieme a due amiche. È stato avvicinato e picchiato, preso a calci e pugni da due individui. Si sta stringendo la lente di ingrandimento degli inquirenti sui due responsabili. Si stringe il cerchio intorno ai responsabili dell'aggressione avvenuta in pieno centro storico a Bassano ai danni di uno studente di 17 anni di Romano Dezzelino. I carabinieri sono vicini all'identificazione dei due ragazzi stranieri che hanno selvaggiamente picchiato il giovane in via Portici Lunghi. Il 17enne stava passeggiando con due amiche quando è stato avvicinato dalla coppia che pretendeva la consegna di denaro. Lo studente si è rifiutato e così è stato preso a calci e pugni tanto da finire in ospedale. I carabinieri della compagnia di Bassano hanno ricostruito l'accaduto e presto daranno nome e cognome ai responsabili del violento pestaggio. Intanto proseguono le indagini per arrivare anche agli aggressori del 27enne picchiato a sangue in via Villaraspa. Non si esclude che a scatenare la violenza siano stati futili motivi, ma i contorni della vicenda non sono ancora del tutto chiariti. I medici intanto hanno sciolto la prognosi, ne avrà per un mese. Arrivano ancora notizie dal Blitz contro i Novax. Nel corso delle perquisizioni di oggi nei confronti del gruppo di Novax che stava progettando azioni violente, soprattutto per la manifestazione di sabato a Roma, sarebbero state trovate armi, coltelli e bastoni. Lo si apprende dalle indagini della Digos coordinate dal capo del pool antiterrorismo milanese. Tutti lanci di agenzia che ci arrivano, così come arrivano, noi ve li diamo per tutte le conferme, per tutto quello che riguarda questa importantissima operazione della Polizia di Stato a livello nazionale, con radici anche in Veneto, sicuramente a Padova, sicuramente a Venezia. Vi diamo poi appuntamento ai collegamenti con i nostri giornalisti. Continuiamo con la cronaca nel Bassanese, però questo riguarda un po' tutto il Veneto, perché i truffatori non si fermano mai, nemmeno in questi periodi di grande difficoltà per gli anziani. Finto medico truffa una 90enne, spariscono denaro e monili, quindi massima attenzione. Questa volta la vittima è una 90enne di Marostica che vive da sola. Questa mattina ha suonato al campanello una donna distinta che ha dichiarato di essere un medico regionale. Con la scusa di dover effettuare dei controlli si è fatta aprire ed è entrata nell'abitazione dell'anziana. Con fare molto convincente ha spiegato di dover verificare anche se in casa vi fossero denaro contante e monili in oro. La 90enne ha mostrato ciò che aveva, mentre la truffatrice con grande abilità è riuscita ad impossessarsene.
andarsene. Quindi si è allontanata con il complice che l'aspettava all'esterno. Solo in quel momento la signora ha capito di essere stata truffata. Come sempre, l'appello è quello di non aprire agli sconosciuti ed eventualmente chiamare le forze dell'ordine. Sul caso ora indagano i carabinieri della stazione di Marostica. Naturalmente una telefonata alle forze dell'ordine può risolvere molti problemi. Ancora cronaca, ancora zona del Bassanese, dove viene da sorridere, ma in realtà la situazione è molto seria. C'è il cosiddetto ladro ninja, un ladro detto così dalle persone che sono state derubate, dai cittadini, anche sui social, perché è vestito come questa figura un po' del mito entrata nell'immaginario collettivo. Ha agito, ha fatto addirittura più di 40 colpi, pare, in tutta la pedemontana, e pare che sia stato visto ancora una volta, ma stavolta in trasferta. Da Colceresa e Pianezze a Cartigliano, il ladro seriale che abbiamo ribattezzato ladro ninja continua a colpire e a sfidare le forze dell'ordine. Questa notte si è mosso tra le case di Cartigliano. I video registrati dalle telecamere di videosorveglianza lo hanno immortalato in più momenti mentre con agilità tenta di entrare in alcune abitazioni. I carabinieri gli stanno alle calcagna, ma il malvivente finora è sempre riuscito a fuggire. Intanto la gente è preoccupata. Il malvivente è infatti autore di una quarantina di colpi in appena un mese. Nel suo mirino case, ma anche attività e negozi. Ora con la regia di Fabio Verin noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. State con noi, torniamo fra pochissimo, ci sono ancora tantissime notizie da dare. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo parlato di cronaca, abbiamo visto l'operazione che si sta svolgendo della Polizia di Stato con radici, branche anche a Venezia e a Padova su una frangia di Novax che pare stessero organizzando azioni violente. Tutto naturalmente da vedere, tutto da verificare. Adesso con la regia di Fabio Verin, come sempre, noi riusciamo ad andare a parlare con la nostra redazione di Vicenza. Facciamo giusto un salto in centro storico dove c'è Gabriella Basso che ci aspetta per informarci sulle prime notizie vicentine. Naturalmente prima infarinatura, poi torneremo a parlare sempre con Vicenza. Buongiorno Gabriella. Buongiorno a te Ferdinando e telespettatori di Rete Veneta. Allora, che cosa succede da quelle parti oggi? Sappiamo giorni importanti a Vicenza, per una volta non dal punto di vista della cronaca, ma insomma soprattutto di quello delle manifestazioni, delle iniziative anche religiose, storiche, delle tradizioni beriche. Sì, ieri è stata la festa della Madonna di Monteberico, ci sono state migliaia di fedeli che dalla mattina alla sera sono saliti su al santuario per omaggiare appunto la Madonna di Monteberico, per pregare e chiedere grazie o piuttosto preghiere soprattutto per chiedere il fine della pandemia. Ieri la città era praticamente ferma con un giorno di festa, oggi invece è viva, c'è il mercato anche oggi, nonostante la Piazza dei Signori sia anche la piazza deputata per i concerti in città, però sono riusciti a organizzare in modo che durante la mattinata si possa usare appunto la piazza normalmente senza recare problemi per i commercianti, che sai che ogni volta quando si utilizzano le piazze per altri eventi, se ci sono mercati, vengono spostati. Invece l'amministrazione è riuscita, in accordo con le attività economiche, a trovare una soluzione. Gabriella, abbiamo già qualcosa di cronaca da quelle parti nella giornata odierna? Allora, abbiamo più in provincia che in città in questo caso, abbiamo trovato praticamente lungo le rive dell'Agno 6 kg di sostanza stupefacente, marijuana e anche cocaina. Hanno stato arrestato un 43enne
marocchino, di origini marocchine, che viveva a Thiene. Questa è la polizia locale dell'Alto Vicentino, che questa droga era nascosta praticamente tra la vegetazione della riva del fiume e la polizia locale già più volte aveva attenzionato a questa persona, trovandola sempre solo con poca sostanza stupefacente, ma hanno cominciato a seguirlo, a monitorarlo per arrivare a scoprire appunto dove poi la teneva nascosta, e da qui l'arresto. Poi abbiamo una rissa a Montorso dove sono state denunciate 8 persone tra i 20 anni e i 40, insomma una rissa per futili motivi, ma che ovviamente ha allarmato la cittadinanza. Allora Gabriella, prima di lasciarti andare, noi vediamo assieme il servizio sull'inizio del nuovo anno scolastico che avete preparato con la redazione vicentina. Ti chiedo di stare un paio di minuti a nostra disposizione, perché poi torniamo per chiudere con qualche altra informazione sull'area iberica. Quindi vediamo il servizio sull'inizio del nuovo anno scolastico a Vicenza. Ultimi giorni di relax per migliaia di studenti vicentini che lunedì 13 settembre torneranno sui banchi di scuola. Un nuovo anno scolastico che si apre sempre con la spada di Damocle del Covid, con studenti ed insegnanti che dovranno destreggiarsi tra le varie misure di contenimento della pandemia e con l'aggiunta per i docenti del Green Pass. Un conto alla rovescia a Vicenza che per alcuni studenti è già iniziato. I portoni del liceo Fogazzaro in Contraburci infatti si apriranno già da domani, giovedì 9 settembre. Voi iniziate prima. Liceo Fogazzaro, pronto per questo inizio? Siamo pronti, speriamo vada tutto per il meglio. Dopo 2 anni intensi dove non siamo stati proprio sereni perché la didattica a distanza è stata difficile, speriamo che questo sia un anno più sereno per tutti. Serenità e tanta voglia di didattica in presenza, anche se il timore di un ritorno alla DAD per molti studenti è ancora fortemente presente. Penso che comunque ci siano troppe restrizioni riguardo al Covid e secondo me sarà difficile e torneremo anche in didattica a distanza. Hai questa paura? Sì. Ho paura di tornare in didattica a distanza perché è stato un anno difficile, ancora più pesante rispetto a quello della scuola in presenza, quindi sì, diciamo speriamo di rimanere in presenza. Dalle elementari alle scuole superiori passando per le medie, le scuole sono pronte a riaprire e a quanto pare senza particolari nuove misure, come racconta una mamma con il figlio che entra in prima media. Come funzionerà? Tutto come l'anno scorso, si seguono le stesse disposizioni sia per il Covid che per gli allontanamenti, le mascherine, loro non essendo comunque vaccinati, quindi tutti ancora in classe con la mascherina. Attese invece tra gli studenti che si aspettano direttive dalla scuola. Ancora non è molto chiaro, però penso che inizieremo un po' come l'anno scorso, distanziamento sociale all'interno della classe, con le mascherine, e anche durante l'ora di ricreazione staremo un po' tutti quanti a distanza. Stiamo aspettando ancora le direttive bene della scuola, sicuramente se non siamo tutti vaccinati in classe ci sarà la mascherina, distanziamento sicuro, probabilmente ci saranno ancora le entrate scaglionate. Questo era un po' il sentimento dei ragazzi verso il rientro a scuola ormai imminente. Torniamo a Vicenza, dove Gabriella Basso ci sta aspettando ancora a disposizione, poi la lasciamo andare perché sappiamo che ci sono moltissime notizie da raccogliere per il TG di questa sera. Gabriella, allora, intanto non so se hai sentito la prima parte della nostra informazione, pare che nel CDM per quanto riguarda il Green Pass si discuta solo l'ampliamento verso il personale esterno delle scuole, eventualmente quello delle case di riposo. A Vicenza come sta andando con il Green Pass invece? Ma guarda, intanto si sta discutendo anche a Vicenza molto di questo Green Pass, ovviamente lo sai, anche qui le posizioni si dividono. Per quanto riguarda la scuola, per esempio proprio stamattina siamo tornati al Fogazzaro che è aperto appunto oggi l'anno scolastico, e tutti gli insegnanti possedevano diciamo il Green Pass, ok? Tranne un addetto, un bidello insomma, che invece appunto non è arrivato senza Green Pass e quindi è rimasto fuori. E stanno aspettando loro, soprattutto la scuola, la famosa piattaforma che consentirà di evitare lunghe code poi all'accesso per gli insegnanti che devono, perché semplicemente segnalerà chi non è in possesso di Green Pass e sarà molto più semplice come procedura, però già una persona insomma oggi era senza Green Pass. Gabriella, allora a questo punto noi ti ringraziamo per questo collegamento. Se ci sono notizie da Vicenza importanti, non esitare a richiamarci, siamo in diretta fino alle 13:30 per raccontare tutto quello che accade anche a Vicenza ai nostri telespettatori. Buon lavoro, buona giornata.
Buon lavoro a voi e buona giornata. Torniamo in studio, ringraziamo la nostra collega per questa prima infarinatura della zona berica. Allora, sappiamo anche, ci è arrivata adesso una notizia, con una lite in autobus. Siamo in via Montesummano a Zanè, siamo nella zona di Thiene. La linea 18 della SVT, tratta Tonezza-Thiene, ha dovuto interrompere la marcia per dare modo a 4 pattuglie dei carabinieri della compagnia di Thiene e di Schio di intervenire per sedare un maxi litigio fra alcuni passeggeri, tutti giovani della zona, che si era scatenato per futili motivi. Sono stati fatti scendere tutti, sono stati fatti accertare le circostanze, poi la corsa è proseguita. È successo qualche giorno fa di pomeriggio, adesso ci sono i contorni un po' più chiari, quindi sono arrivate le notizie. Si tratta di 13 giovani originari di Piovene, Velodastico, Cogolo del Cencio, dell'età compresa tra i 15 e i 21 anni, alcuni di loro, almeno uno di loro, già noti alle forze dell'ordine. Uno dei ragazzi era già noto ai carabinieri per aver danneggiato i sedili di un altro autobus di linea. Pare che dalle prime ricostruzioni uno dei ragazzi abbia importunato pesantemente una 18enne e in sua difesa sia sopraggiunta una coetanea per fermare quello che stava accadendo. Poi sono partiti insulti e sputi ed è scattato questo litigio. Probabilmente si è anche venuti alle mani, una situazione davvero complicata, addirittura 4 pattuglie dei carabinieri. Questo poi ve lo raccontiamo nei nostri telegiornali di questa sera. A questo punto, sempre con la regia di Fabio Verin, noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. State con noi perché torniamo fra pochissimo. Oggi siamo in diretta fino alle 13:30, ci sono tantissime notizie ancora da dare. Fra poco andiamo al Lido e poi andiamo anche a Padova per l'operazione della Polizia di Stato contro i Novax. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Allora, abbiamo sentito la nostra redazione vicentina, c'è già parecchia cronaca in corso in tutto il Veneto. Arrivano altre informazioni dalle perquisizioni della Polizia di Stato nei confronti di alcune frange ritenute in grado di organizzare alcune azioni violente durante manifestazioni Novax, in particolare in quella che dovrebbe svolgersi sabato a Roma, frange che pare fossero operative anche in Veneto. Allora, dalla polizia vediamo un altro lancio di agenzia appena arrivato. Pare che la chat cosiddetta violenta, ritenuta violenta, fosse una sola, un gruppo Telegram con circa 200 persone. Non risulta al momento dal monitoraggio che ci siano altre chat analoghe con Novax che istigano ad azioni violente. Questo lo dicono fonti della Digos, anzi lo dicono i dirigenti della Digos, Guido Donofrio, e del Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni Lombardia, Tiziana Liguori. Si parla di questo gruppo che avrebbe organizzato o almeno avrebbe ipotizzato azioni violente durante una manifestazione in programma nel fine settimana. Come sempre vi racconteremo man mano quello che succede, quindi state con noi, siamo in diretta fino alle 13:30, ne sa di sicuro molto di più di noi che abbiamo l'ANSA qui a disposizione, la nostra redazione padovana con la quale ci collegheremo fra poco. Pare che ci sia anche un incontro di approfondimento con la stampa di questi temi, ma lo vediamo poi. A questo punto chiedo alla regia come possiamo organizzarci per il collegamento con Venezia, dove come un giorno parliamo dal Lido della mostra del cinema di Venezia. Per fare un po' il punto della situazione c'è la nostra Ilaria Marchiori sul posto, abbiamo la possibilità anche di avere alcuni ospiti, però chiedo per organizzare l'imminente futuro del nostro Focus TG.
Allora andiamo avanti con le informazioni, anzi facciamo un po' un riassunto delle puntate precedenti, visto che stiamo aspettando il collegamento. Potremmo lanciare un servizio sul piano scuola del Veneto, presentato da Zaia al via lunedì, lo sappiamo, le lezioni, tamponi salivari, scuole sentinella, coinvolti 72 plessi. Vediamo il servizio intanto. Interesserà tutte le fasce di età, dalle elementari alle superiori, il piano delle scuole sentinella predisposto dalla Regione sulla scorta dell'esperienza fatta lo scorso anno. Tamponi salivari molecolari in 72 plessi distribuiti nelle 7 province, eseguiti ogni 15 giorni. Noi il 13 siamo in trincea, inizieremo una nuova avventura. Per noi l'obiettivo è uno solo: testare e fare in modo che la scuola resti aperta. Noi speriamo che si inauguri un nuovo corso per la scuola e si abbandoni definitivamente la DAD. Abbiamo capito che è una devastazione psicologica oltre che formativa. Si comincia il 13 settembre in 4 istituti: la Scuola Enologica Cerletti di Conegliano, l'Istituto Comprensivo Toti di Musile di Piave, il Liceo Scientifico Cornaro di Padova e l'Istituto di Legnago. 42 le scuole elementari, dove non ci sono di fatto alunni vaccinati, 16 le medie e 14 le superiori, per un totale di 11.625 studenti. 23.250 i test che verranno eseguiti e processati ogni mese. Le famiglie saranno coinvolte sia nella richiesta preliminare che nella conoscenza dell'andamento dei test. Viene proposto il consenso informato. Acquisito il consenso, viene consegnato allo studente, in generale, che può essere il bambino piuttosto che il ragazzo insomma più grande, il test salivare, quindi il kit. Viene fatto in autoprelievo. Questo è l'elemento, insomma, l'altro elemento innovativo, perché non c'è bisogno dell'intervento di un operatore sanitario, ma il ragazzo, il bambino, raccoglie a casa la saliva all'interno della provetta. Questa provettina inserita in una busta, già nella provetta c'è l'etichetta che corrisponde alla persona, e viene raccolto all'interno in un box che viene posto nella scuola. Dal momento della consegna le microbiologie hanno un tempo di circa 24 ore per avere il referto, che naturalmente viene poi riferito alla famiglia. In caso uno studente risulti positivo andrà in isolamento, mentre i compagni procederanno ai tamponi. Se all'interno della classe dove sono stati testati tutti c'è un solo positivo, gli altri ragazzi continuano ad andare a scuola, con quel concetto di, attenzione ad evitare nei giorni successivi a frequentare collettività, a fare feste. Se invece nella stessa classe abbiamo trovato più di un positivo, a quel punto dobbiamo metterli anche tutti gli altri in quarantena. 7 giorni per i soggetti vaccinati e 10 giorni per i soggetti non vaccinati. Chiudiamo per un attimo il tema Green Pass, scuola, coronavirus, emergenza. Andiamo nella città più bella del mondo, andiamo nel lido della città più bella del mondo, dove ci sono Ilaria Marchiori e il direttore dell'informazione di Media Nord-Est, Luigi Bacciali, naturalmente nella veste di presidente della Veneto Film Commission, per sentire che aria tira da quelle parti. Buongiorno. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Hai detto bene, cambiamo argomento, parliamo di cultura, di spettacolo, ma soprattutto di cinema. Siamo qui insieme, come proprio hai anticipato, al nostro direttore, presidente della Veneto Film Commission. Eccoci qui, direttore. C'è una notizia importante, si tratta di un bando, no? Di che cosa si tratta? Sì, oggi siamo qua come Fondazione Veneto Film Commission con tutto il CDA, perché l'assessore Corazzari, insieme al direttore della Film Commission Jacopo Chessa, ha presentato il nuovo bando, un bando che segue i 2 precedenti, da 3 milioni il primo, da 5 milioni il secondo. Questo è da 1,5 milioni. Sono tutte risorse che verranno assegnate attraverso un bando alle produzioni locali e non solo locali, e tutte PMI che verranno a girare in Veneto. È un
sistema molto semplice, molto diretto per agevolare tutte quelle produzioni, quelle serie che si occupano di serie televisive, in questo caso serie televisive animazione e corti e documentari, per farle arrivare in Veneto e per poter in qualche modo sostenere la loro attività, quindi con risorse distribuite a coloro che partecipano a questo bando e che ovviamente vengono considerate più affidabili, anche come esperienza più collaudate, più importanti, e ovviamente viene valutato anche soprattutto il lavoro che presenteranno. Ecco Presidente, una delle cose che è emersa proprio in questi giorni, no, in cui noi abbiamo fatto questi numerosi collegamenti dalla sezione 20 della Regione del Veneto, Veneto Film Commission, è proprio che la nostra regione, i nostri territori sono stati sempre presi un po' così sotto gamba, no, dai registi. Non è di certo frequente vedere una delle nostre città, se togliamo ovviamente Venezia, in molte pellicole, in molti film. Quindi il lavoro della Veneto Film Commission in questo senso è davvero importante e si stanno vedendo proprio i risultati anno dopo anno, nonostante ci siano stati problemi dati dal Covid e dalla pandemia. Sì, esatto, le produzioni sono andate avanti e la Veneto Film Commission ha come compito proprio quello di favorire l'arrivo del maggior numero di produzioni possibili, e quindi con un lavoro anche che riguarda le location, le licenze, le agevolazioni per chi viene a girare qui, quindi deve andare in albergo, deve andare al ristorante. Ieri abbiamo presentato un protocollo Green Film che impegna tutte le case cinematografiche e audiovisive a girare secondo certi criteri e per la protezione dell'ambiente, a non inquinare, quindi anche lì ci saranno dei punteggi e chi si comporterà secondo queste regole sarà anche premiato, avrà degli incentivi, avrà delle agevolazioni. Adesso arriveranno tante produzioni, noi ne abbiamo contattate un centinaio, abbiamo avuto rapporti con un centinaio di produzioni, ovviamente non arriveranno tutte qui, ma buona parte di queste sono decise ad arrivare in Veneto sicuramente nel 2022 e nel 2023 in particolare, quindi diciamo che tu giustamente dicevi che qui le location sono sempre, diciamo, i film non sono così, non è un territorio lastricato di set, però insomma con il lavoro che si sta facendo aumenteranno sicuramente occasioni anche per lavoro qui in Veneto, non soltanto per attori, registi, sceneggiatori, ma anche per i tecnici, per la manovalanza, tutti coloro di cui si parla poco e che in questi ultimi 2 anni hanno particolarmente sofferto. No? Presidente, un'ultima domanda, poi la lascio andare perché ovviamente sappiamo che è oberato di lavoro, di doppio lavoro, lo sappiamo. La sensazione della mostra di quest'anno, questa 78esima edizione, perché ovviamente l'anno scorso per motivi obbligati causa Covid era un po' sottotono, si è svolta ma era un po' sottotono. Quest'anno di sicuro ci sono più persone, c'è maggiore entusiasmo e anche bellissime pellicole. Sì, c'è un clima nuovo, diverso, insomma c'è una serenità che fino a qualche tempo fa non si riscontrava, c'è tanta gente, quindi questo ha comportato rispetto all'anno scorso dei problemi nelle prenotazioni, e quindi vedere un film a volte è anche complicato, però insomma è proprio segno della ripartenza grazie a quanto hanno fatto il Presidente Cicutto e il direttore Barbera, e quanto avete fatto, devo dire, anche voi, perché questo collegamento tra Mostra del Cinema e Media Nord-Est con le nostre reti, attraverso il vostro lavoro di giornalisti e tecnici in diretta, ma anche con i servizi tuoi, dei colleghi Filippo Fois, Maria Parisi, ce ne sono tanti altri, cito Lorenzo Maier che è qui, che ha fatto degli scoop incredibili. Il nostro inviato di punta, diciamo. Inviato di punta, insomma, Lorenzo Maier è intervistato da Sorrentino a Bocelli, ieri Toni Servillo, poi la madrina, la Rossi, insomma tantissimi personaggi.
E quindi è un lavoro che attraverso le nostre reti ha un risalto adeguato. A proposito della madrina, Serena Rossi, oggi lei sarà insieme alla madrina, vi sarà consegnato un premio. Sì, così mi hanno detto, un premio diciamo, sì, alla Rossi, poi non so a chi altro, ma sai, queste sono cose che così in qualche modo ti accennano, ma non sai nulla fino alla fine. Comunque sì, andrò a vedere la consegna del premio alla Rossi e quindi sarà un bel momento che riprenderemo. Benissimo, ringrazio il nostro direttore, presidente della Veneto Film Commission. Se non ci sono altre domande, Ferdinando, noi da qui, da lì... Sì? Avrei una domanda per il nostro direttore Luigi Baccialli, perché abbiamo sentito molto parlare di produzioni, naturalmente il motivo per cui è nato la Veneto Film Commission. Abbiamo visto negli ultimi tempi bellissimi film ambientati quasi spesso, quasi sempre a Venezia, anche fiction ambientate magari sulle Dolomiti, però c'è stato un periodo che possiamo dire da signore e signore di Pietro Germi, che mi pare sia del metà anni 60 fino al 2000, in cui il Veneto è stata considerata terra non di cinema. Vorrei chiedere al nostro direttore Luigi Baccialli, secondo lui, il perché di questa situazione che si è protratta per decenni. Sì, direttore, giustamente un po' l'argomento che toccavamo anche prima. Come mai per decenni il Veneto, secondo lei, non è stato preso in considerazione nel girare film, pellicole, più o meno da metà degli anni 60 ai 2000 poi? Ma guarda, è presto detto, il cinema è sempre stato romanocentrico, cioè se tu chiedi ad attori e registi veneti che cosa hanno potuto fare qui, ti dicono poco o nulla, e ancora adesso è così. Quindi l'obiettivo è creare un polo cinematografico e televisivo, perché adesso andiamo sul multimediale, come dice spesso il nostro editore Filippo Iannakopoulos, cioè sta cambiando il mondo, giriamo con i cellulari, i tablet, si può interagire con tutte queste queste tecnologie molto sofisticate, sarà sempre più così, e quindi l'importante è arrivare a valorizzare questo territorio dal punto di vista proprio cinematografico e televisivo, perché ci sono tante potenzialità, ci sono tanti professionisti che finora appunto per lavorare devono andare in altre parti d'Italia. Quindi è un percorso che adesso abbiamo iniziato, purtroppo sai, portare qui se qui non c'è tutto quello che serve per girare dei film importanti, questo è un primo problema, ma soprattutto le troupe cinematografiche e le produzioni sono solite portare dietro tutta la loro attività, tutta la loro manovalanza, tutti i loro tecnici, quindi arrivano da Roma a qui e qui si è rimasti a bocca asciutta, ma adesso sta cambiando e lo vedremo proprio forse già dalla fine di quest'anno, l'arrivo di produzioni importanti come per esempio quella di Gabriele Salvatore, che sta girando già in Veneto, a Verona, verrà a Venezia, in altre parti del Veneto, perché così la Film Commission ha indicato, anche ha suggerito altre location per il territorio, un film su Casanova. E sicuramente il lavoro della Veneto Film Commission in tal senso è, possiamo dire, fondamentale. Ferdinando, Ilaria, spero che la risposta sia stata soddisfacente. Assolutamente sì, noi ringraziamo Ilaria Marchiori e il nostro direttore Luigi Baccialli, grazie per il tempo, buon lavoro, buona giornata e immaginiamo anche buon divertimento in una bellissima manifestazione. Torniamo in studio, ringraziamo il nostro direttore, ringraziamo Ilaria Marchiori. Adesso noi con la regia di Fabio Verin facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. State con noi, torniamo fra pochissimo. Oggi siamo fino alle 13:30 in onda qui al Focus TG. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Andiamo subito a vedere i dati dell'emergenza coronavirus che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto. Come potete vedere sono gli ultimi disponibili arrivati questa mattina, riguardano la giornata di ieri, la nottata di oggi. Allora, sono 530 i nuovi casi positivi riscontrati con i tamponi, è un numero che resta praticamente
invariato, costante ormai da giorni. Siamo a 13.101 casi attualmente positivi in Veneto, quindi anche questo è un numero che oscilla sulla lama del rasoio delle 13.000 unità. Un giorno siamo sopra, un giorno siamo sotto, ma insomma siamo più o meno lì. Il fatto che non cresca in modo importante è un'ottima notizia. Sono 460.285 le persone risultate positive dall'inizio dell'emergenza coronavirus, sono 435.471 quelle che si sono negativizzate. Purtroppo sono da contare anche 11.713 decessi a causa del coronavirus. Ma scendiamo nella seconda parte della tabella che ci dice come la sanità del Veneto sta reggendo l'urto di questa fase dell'epidemia. E allora vedete, questi sono tutti gli ospedali del Veneto, il consuntivo è presto detto, sono 251 le persone ricoverate in area non critica, di cui 213 sono ancora positive, 38 si sono negativizzate, sono 57 le terapie intensive impegnate, di cui 52 ancora con pazienti positivi, 5 con pazienti che si sono negativizzati. La differenza rispetto al giorno precedente salta all'occhio, perché sono 7 ricoveri di più in area non critica. Ovviamente non sono 7 ricoverati, ma è un bilancio positivo di 7 unità in area non critica e un bilancio positivo di 4 unità in terapia intensiva. Questo è il numero un po' più alto nell'ultimo periodo, negli ultimi giorni. Sono i dati più importanti che abbiamo visto. Ci sono da segnalare anche 3 decessi e questa è la conferma che non ne siamo assolutamente fuori, perché ormai il numero di decessi è stabile fra 1 e 3 ogni giorno. Vuol dire che la mortalità è risalita. Naturalmente siamo in una fase molto bassa dell'emergenza, sicuramente grazie alla campagna di vaccinazione, alle attenzioni, alla sanità, tanti fattori, però insomma restano i ricoveri e restano i decessi. Torniamo in studio sempre con la regia di Fabio Verin, che ci insegue in questa carrellata di immagini, interviste, collegamenti. Continuiamo a parlare della scuola, perché c'è stata una manifestazione di studenti No Green Pass davanti al Bo. Invocano la Universis Patavina Libertas, il centinaio di studenti che si sono dati appuntamento sulla Liston davanti al Bo. Chiuso il portone centrale della sede storica dell'Ateneo Padovano, le ragioni della protesta sono state spiegate con interventi alternati al microfono, scanditi dagli applausi dei presenti. Alcuni di noi sono vaccinati, ma tutti siamo contro l'imposizione del Green Pass, hanno spiegato gli studenti, salutando i loro compagni in arrivo anche dalle città di Venezia e Verona. Non solo studenti, alla manifestazione hanno partecipato anche una rappresentanza degli insegnanti contro il Green Pass. Il manifesto No Pass è stato firmato anche da 10 docenti dell'Ateneo che reputano la certificazione verde una ingiusta e illegittima discriminazione introdotta ai danni di una minoranza. Resta chiara la posizione dell'università, ribadita sia dal rettore Rizzuto sia dalla rettrice in pectore Mapelli, sulla necessità inderogabile del Green Pass a tutela del diritto alla salute e del diritto allo studio. Allora, ci colleghiamo fra pochissimo con la nostra redazione padovana, che abbiamo nominato tantissime volte perché a Padova sono state effettuate operazioni legate a questo blitz a livello nazionale della Polizia di Stato, che sta cercando di fare luce sulle ricadute di questa chat. Ormai abbiamo capito si tratta di un gruppo solo in Telegram nel quale si inneggiava la possibilità di fare azioni violente durante una manifestazione Novax in programma nel fine settimana a Roma. C'è la nostra Valentina Visentin. Buongiorno Valentina, sei in diretta, in collegamento. Ti chiediamo se abbiamo già qualche informazione in più rispetto a questa grave notizia. Assolutamente sì, abbiamo delle informazioni che riguardano soprattutto la zona di Padova, perché come hai detto tu questo è un gruppo Telegram a livello nazionale, il gruppo dei cosiddetti guerrieri, questo era il nome di questo gruppo Telegram che è stato posto sotto la lettere
monitoraggio della Polizia di Stato, proprio perché volevano mettere in pratica delle azioni violente durante una manifestazione No Green Pass e No Vax in programma a Roma. Ma non solo, perché per quello che riguarda il padovano, ovvero per noi c'è una persona, una donna indagata degli 8, lei è una delle 5 donne indagate, una donna che vive in provincia di Padova, nel comune di Mestrino, una cameriera senza legami politici, quindi non parliamo di una figura strutturata e con una base o con un appoggio di qualche organizzazione o di qualche gruppo politico, assolutamente no, una persona qualunque, così l'hanno definita, che voleva mettere, è stata indagata perché voleva mettere in campo delle azioni più violente per contestare la visita del ministro Speranza, che come ben sapete era programmata la settimana scorsa, il 2 settembre, qui a Padova, dove doveva partecipare all'inaugurazione della festa Pane e Rose organizzata da Articolo 1, presenza del ministro Speranza che poi è stata cancellata all'ultimo momento per sopraggiunti impegni istituzionali, ma questa donna indagata che ha 53 anni, aveva proposto lanci di uova e azioni quasi verso lo scontro, quindi un po' più violente, per contestare quindi in maniera più vigorosa l'arrivo del ministro Speranza a Padova. Per quanto riguarda il Veneto c'è anche un'altra persona indagata ed è sempre una donna ed è veneziana, quindi lì poi cercheremo di avere altre informazioni, però di questa grande operazione della Polizia di Stato che ha coinvolto numerose province in tutta Italia. Per quanto riguarda il Veneto ci sono dunque 2 donne indagate, una della provincia di Padova e una della provincia di Venezia. Allora intanto Valentina, bene con queste informazioni, perché è dall'inizio del nostro Focus TG che parliamo, grazie anche ai lanci di agenzia che ci arrivano soprattutto dalla Lombardia, sede, base di questa inchiesta. Abbiamo altre notizie da Padova in questa giornata intanto? Allora, per quanto riguarda la cronaca, questa diciamo che è la notizia principale, anche se è appena arrivata una notizia. È una notizia che è proprio arrivata pochi minuti fa. I carabinieri di Padova hanno individuato gli autori dell'aggressione di 2 ragazzi padovani avvenuta quest'estate, ad inizio estate, in piazza Duomo, e quindi sono stati arrestati 2 minorenni, sono stati 2 arrestati e 2 minorenni invece sono stati denunciati. Si tratta di una aggressione che era avvenuta, dicevamo, lo scorso 19 giugno di notte in pieno centro a Padova, in piazza Duomo, ai danni di 2 giovani, un'aggressione piuttosto violenta con lesioni superiori ai 40 giorni. Adesso, dopo un'indagine, i carabinieri hanno individuato i responsabili, arrestando appunto 2 diciottenni, e invece 2 minorenni sono stati denunciati alla procura dei minori di Venezia. Allora, Valentina, questa è una notizia che è arrivata pochi minuti fa. Allora, intanto grazie per queste informazioni. Noi ti chiediamo come sempre la cortesia di avvertirci, chiamarci in qualsiasi momento se arriveranno notizie da Padova. Siamo in diretta fino alle 13:30. In chiusura di collegamento vediamo quella che è la classifica dei comuni padovani per quanto riguarda le vaccinazioni. Poi lasciamo andare Valentina Visentin perché sappiamo che deve tornare in questura per altre importanti informazioni. Vediamo il servizio. Il peggiore è Grantorto, il migliore Merlara. Sud batte Nord nella classifica ancora parziale delle vaccinazioni nei comuni della provincia di Padova. E a sorpresa, non fanalino ma vice fanalino di coda è il comune di Vo, la prima area rossa del Veneto, quello in cui abitavano i primi 2 contagiati del coronavirus della regione. Adriano Trevisan, morto in quel tragico 21 febbraio 2020, e Renato Turetta, che sopravvisse all'amico solo poche settimane. Nel complesso però la provincia di Padova supera mediamente l'80% di copertura vaccinale per la popolazione over 12. Bene il comune capoluogo, Padova, bene anche Albignasego, tra i comuni con più di 15.000 abitanti. Male il comune di Cittadella, come in generale molti comuni dell'Alta Padovana, sotto il 75% di copertura o di poco sopra, come Grantorto, Tombolo, Loreggia e Curtarolo. Allora, questa era un po' una classifica al volo, naturalmente con dati anche ufficiali, però tutti da valutare poi in prospettiva. Noi torniamo da Valentina Visentin che ci aspetta ancora davanti alla questura. Valentina, abbiamo altre notizie da Padova per il momento, vediamo tutto nei TG di questa sera.
Al momento no, sì, vedrete tutto nei TG di questa sera. Tra le curiosità che vi proporremo sul TG di Telenord-Est di Padova di questa sera, vi mostreremo le immagini della prima parte del museo multimediale delle mura di Padova, realizzato in uno dei luoghi più suggestivi della città, ma anche molto sconosciuto, ovvero il Bastione a Licorno. C'è questo piccolo spazio di museo multimediale che verrà gestito da dei volontari del Comitato Mura e che così farà scoprire ai padovani e non solo tantissimi aneddoti riguardanti a quello che è uno dei monumenti più antichi e più grandi di Padova, perché le mura storiche coprono ben 11 chilometri della nostra città. Non vediamo l'ora di vedere questo servizio. Naturalmente, se ci saranno altre informazioni ci risentiremo, ci rivedremo con Valentina Visentin, che lasciamo andare ai suoi impegni. Grazie, buon lavoro, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Noi torniamo in studio come sempre con la regia di Fabio Verin. Facciamo adesso una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo, abbiamo ancora mezz'ora di notizie da darvi, tanta cronaca, tante informazioni anche sull'emergenza coronavirus che stiamo vivendo e un pizzico di cultura che non guasta mai. State con noi. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in onda anche oggi in diretta fino alle 13:30 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Continuiamo a parlare di emergenza coronavirus e Green Pass, prima di passare poi ad altri fatti di cronaca, perché si parla dell'estensione del certificato vaccinale o almeno del tampone, o lo ricordiamo anche dell'avvenuta guarigione dal Covid in un periodo relativamente breve. Il CDM pare che sia destinato a restringere un po' il campo di quelle che erano le ipotizzate estensioni del Green Pass. Noi abbiamo chiesto intanto ai trevigiani se è il caso di estenderlo o meno. Sentite cosa ci hanno risposto. L'estensione del Green Pass secondo voi andrebbe esteso, va bene così, andrebbe esteso ad altre categorie, se sì a quali? Un'opinione? Per me a tutti. Io direi tutti, perché sarebbe ora che l'avessimo proprio tutti, non ci dovrebbe neanche essere il Green Pass, io andrei oltre, renderei obbligatoria la vaccinazione. Tutti quelli che lavorano in comunità, nelle fabbriche, dappertutto. È certamente esteso, perché è inutile riprendere alcune cose che sono detto, che in realtà io l'ho fatto e ho reso anche libero chi non l'ha fatto. Soprattutto anche per le persone che non possono vaccinarsi, queste persone come possono muoversi se non possono farlo? È ovvio che chi lo può fare secondo me lo dovrebbe fare. Non credo una cosa giusta, perché comunque è una costrizione che fa per obbligare la gente di fare il vaccino. Era meglio allora fare il vaccino obbligatorio. E soprattutto nelle scuole del personale e anche negli istituti amministrativi, secondo me. Un po' tutti, così ci sbriamo un po' meglio, no? O no? O è meglio la vaccinazione obbligatoria? Cioè? Anche la vaccinazione obbligatoria, come no? Nell'amministrazione pubblica sì. Sul tema del Green Pass, per quanto riguarda il mondo della ristorazione, ne abbiamo parlato con i padovani. Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro, il confronto è serrato. Le stesse associazioni di categoria, a partire dagli industriali, chiedono che sia condiviso con le parti sociali. Intanto alcune categorie, come i baristi, che lo stanno già chiedendo ai clienti per le consumazioni da seduti, si interrogano sul problema. Qualora entrasse a regime l'obbligo vaccinale a carico degli operatori dei pubblici esercizi, chiediamo che ci sia il tempo e il preavviso necessario per permettere alle persone che non hanno ancora voluto o potuto vaccinarsi di poterlo fare e adempiere così all'obbligo di legge. Non è ancora vaccinato un barista su 10 a Padova e provincia, secondo l'osservatorio APPE, che sul tavolo pone un'altra questione.
c'è una forte incertezza perché gli esercenti non sanno cosa possono o non possono, devono o non devono fare nel momento in cui dovesse entrare in vigore l'obbligo vaccinale nei confronti dei loro dipendenti non vaccinati. Quindi se io ho un bar e il mio dipendente non si vuole vaccinare, cosa posso o non posso fare? Lo posso lasciare a casa, lo posso licenziare, lo devo mettere in aspettativa? Sono aspetti che devono assolutamente essere chiariti il prima possibile per dare la possibilità agli esercenti, ai soci ma anche ai lavoratori di poter scegliere in piena autonomia, anche perché è un settore, quello dei pubblici esercizi, che dove si registra una forte carenza di lavoratori. Nessun dubbio sulla necessità del Green Pass da parte del presidente della provincia e sindaco di Loreggia, Fabio Bui. Dovrebbe esserci la vaccinazione obbligatoria in tutti gli uffici pubblici, ma non solo gli uffici pubblici, anche in tutte le aziende di servizio pubblico. Non è pensabile che il pubblico non abbia il Green Pass e magari lo chiede al privato. Quindi io sono per la vaccinazione obbligatoria senza se e senza ma. O ci affidiamo alla scienza o ci affidiamo a Facebook e alle fake. Ecco, io penso da amministratore pubblico che noi dobbiamo sempre affidarci alla scienza, quella ufficiale. Legato a doppio filo col tema del Green Pass, con quello dell'emergenza coronavirus, c'è il tema del mondo del lavoro. Pare che ci siano buone notizie. Sulla ripresa puntavano in tanti, su una simile ripresa no. Tempo di primi bilanci dell'anno per le imprese padovane che fanno segnare un sospirato e atteso segno più con un numero di aziende attive che tocca quota 107.000 e un aumento di 1.000 unità da inizio anno. Ma quello che è interessante è vedere come in questo momento c'è una previsione che si sta ormai avverando di assunzione di circa 20.000 giovani da aprile a settembre, il fatto che l'industria sta crescendo a numeri doppi, praticamente adesso siamo a oltre il 39% di crescita rispetto al periodo pre-pandemia. Lo stesso per l'export, siamo a oltre il 62%, insomma un momento veramente assolutamente inaspettato. Una ripresa consolidata in quasi tutti i settori. Il manifatturiero in questo momento è quello che sta trainando il mondo dei servizi e soprattutto quelli legati alle alte tecnologie, però bisogna anche dire che settori tradizionali come anche lo stesso commercio in questo momento il turismo stanno avendo dei risultati, adesso che cominciano a fare il bilancio delle vacanze, stanno avendo risultati superiori a quello che si aspettavano. C'è fiducia e desiderio di lasciarsi la pandemia alle spalle, insomma, ma i timori restano. Quello che noi auspichiamo è che ovviamente non ci siano degli ulteriori cause che in qualche modo blocchino questo stimolo, questa forza degli imprenditori dei veneti e della nostra provincia che stanno veramente scommettendo su se stessi e sul futuro. Continuiamo a parlare di lavoro, di economia, perché la zona termale, in questo caso padovana, ma insomma è un po' il paradigma di quello che è accaduto a tutto il comparto e anche a quello alberghiero in questo ultimo anno e mezzo, sta pensando a un rilancio. Vediamo come. La ripresa è iniziata con l'estate, un periodo che solitamente per le terme non è considerato alta stagione, ma dopo i mesi difficili del Covid, con il fatturato quasi annullato, le terme vogliono ripartire. Nel cuore del bacino uganeo, che rappresenta a livello nazionale il 30% del comparto, si è svolto il primo consiglio di presidenza di Federterme Confindustria, la Federazione Italiana delle Industrie Termali. Un'occasione per parlare del piano strategico da mettere in campo per rilanciare il settore. Tra le misure più attese per il prossimo autunno c'è il bonus terme. Il bonus sarà erogato direttamente dal complesso termale e quando parlo di complesso termale parlo di complesso termale autorizzato, quindi non l'albergo con la sala massaggi, quindi al complesso termale e l'utente ne potrà usufruire per godere di prestazioni termali, quindi non estetiche. Le terme stanno giocando un ruolo importante anche nella riabilitazione post-Covid. La ripartenza del termalismo non può avvenire senza un intervento anche in termini di manodopera, difficile da reperire visto che la pandemia ha pressoché azzerato il lavoro stagionale. Stringente inoltre il tema della vaccinazione nel luogo di lavoro. Bisogna avere una collaborazione di tutta la nazione su questo, sulla efficacia dei vaccini, in modo da poter ricominciare per non finire
esempio. Nel frattempo nel bacino termale Euganeo tornano a farsi vedere anche i turisti stranieri. Abbiamo visto la clientela francese tornare per prima, sono stati quelli più coraggiosi che non hanno avuto paura di fare il tampone in uscita, il tampone in entrata. Timidamente ritornare gli austriaci, timidamente ritornare i tedeschi che stanno mano a mano. Abbiamo un po' di problema di cambio di generazione, ma ce la faremo. Sul mercato russo siamo ancora parecchio indietro. Un altro comparto che ha vissuto momenti di grande difficoltà è quello dello spettacolo, però a Vicenza si muove qualcosa. Musica live, cori, gente in piazza, tornano i concerti dal vivo e Vicenza fa il pieno. Musica per i giovani e giovanissimi con i beniamini del momento, i vicentini San Giovanni e Madame. Concerti per tutte le età che tornano a far lavorare gli addetti del settore, dai tecnici del suono alle luci che in questo anno e mezzo sono rimasti praticamente fermi. Un po' in sordina, però insomma un po' alla volta si sta iniziando a lavorare. Purtroppo ci siamo fermati oltre il 90% dell'attività e abbiamo dovuto reinventarci. Qualcuno purtroppo ha cambiato lavoro. Non è stato facile, diciamo che noi abbiamo sempre cercato di lavorare in questi mesi e sicuramente è un importante segnale di ripresa che ci voleva. Nulla a che vedere ancora con i grandi concerti negli stadi, per cui lì c'è ancora da aspettare e il lavoro dietro le quinte si fa più complesso, molti gli aspetti da tenere presenti in tempo ancora di Covid. Non è semplice, nel senso che oltre a tutte le normative che ci sono da seguire abbiamo anche a livello di biglietteria tutta la gestione dei congiunti, quindi il vario posizionamento dei biglietti, quindi non è semplice, però almeno diciamo possiamo tornare a fare il nostro lavoro. Piazza dei Signori è una distesa di sedie bianche e rosse, ma gli ingressi contingentati, biglietto e posto prenotato, distanze da rispettare. In piazza la sera, se c'è il concerto, si accede solo per chi non ha il biglietto, se si ha il tavolo prenotato al ristorante o in un locale che si affaccia sulla piazza. La gente è rispettosa delle regole. È pronta a seguire le normative, non ci sono nessun tipo di problemi, però si vede proprio che la gente ha voglia di tornare al live, ai concerti. Restiamo a Vicenza perché, lo sappiamo, ieri era la festa della Madonna di Monteberico e è iniziato un periodo di festeggiamenti. Un popolo in preghiera. Il vescovo benedice. C'è un 8 settembre anche in questo 2021. C'è una festa della Madonna, protettrice di Vicenza, dal XV secolo, quando a 124 metri sul livello del mare, sulla sommità del Monteberico, venne costruita la prima chiesa dedicata a Santa Maria. C'è una storia di fede, di devozione, di vicende straordinarie, a volte miracolose, che legano i vicentini con la Madonna, apparsa qui per la prima volta nel 1426. Da allora i pellegrini arrivano a piedi o in ginocchio, in bicicletta o in macchina, con la stessa fede e la stessa speranza. E la persona che sale qui quest'oggi ritrova così le origini della speranza e le origini della fede, ma per tutti è un momento di grazia, di apertura a un qualcosa che proprio Madre Celeste prepara a tutti l'8 settembre. Oggi più che mai l'8 settembre, festa della Madonna di Monteberico, è un momento di riflessione e di attesa, un momento di passaggio dai lockdown e dalle clausure imposte dall'epidemia a un ritorno alla vita, nonostante il Covid, nonostante una delle più violente crisi economiche e sociali degli ultimi decenni. Così diceva 30 anni fa San Giovanni Paolo II, Maria è nata per Gesù, volendo Dio incarnarsi mediante l'amore di una madre, cioè Dio che inteso diventare carne, entrare nella storia, sceglie l'amore, il grembo di una donna. Durante la messa solenne con il sindaco, il prefetto, le autorità e le personalità, il vescovo, Monsignor Beniamino Pizziol, sottolinea come la Natività della Madonna, celebrata oggi, sia un simbolo, quello della vita che ricomincia. E riniziare tutto il nostro cammino dopo questo anno e mezzo di pandemia con fiducia, con coraggio, con speranza nelle case, negli ospedali, nelle scuole, nelle carceri, nelle comunità religiose, nelle comunità civili, tutti proprio perché la nascita di una persona porta un senso di fiducia nella storia, un senso di fiducia nell'umanità. C'è qualcuno che ha detto la nascita di un bambino
o di una bambina significa che Dio non si è stancato ancora di noi, della famiglia umana. Questo è bello e questo è il messaggio che voglio lanciare. Dopo questo messaggio sentiamo invece le voci dei pellegrini. Siamo qui soprattutto per pregare che finisca questa pandemia e che si possa tornare un po' alla normalità. E la pandemia, ancora protagonista quest'anno, di fatto ha ridotto drasticamente il numero di persone che tradizionalmente affollavano la messa solenne per celebrare la Madonna di Monteberico nella giornata che Vicenza dedica alla sua patrona. I pellegrini hanno preferito salire al santuario La Spicciolata durante tutta la giornata per evitare assembramenti. Chi comunque si è presentato per la messa ma non è riuscito ad entrare in basilica, compostamente si è messo in fila, armato di tanta pazienza. Sì, anche con pazienza, è un'ora che siamo qua, non c'è nessun problema. Con la pazienza si arriva anche dentro e si fa la preghiera, si deve venire dal cuore per venire qua, perché è una cosa importante. È importante mandare avanti questa tradizione nel tempo? Beh, è molto importante perché io sono nato qua nella Valletta del Silenzio e all'età di 14 mesi sono stato colpito dal bombardamento del 17 novembre del 44. Penso sempre alla Madonna che mi ha salvato e cose, e poi anche in altre occasioni. Questa festa una volta di anno, così sempre crediamo che Madonna di Monteberico aiuta noi a tutte le persone. Cosa chiede oggi? Oggi chiedo trovare lavoro. Il perdono. Salute. Che finisca tutta questa storia un po' molto complicata e che non si riesce a vedere la fine del tunnel. Lei è devoto? Sì, sono devoto, sì, alla Madonna di Monteberico, ci vengo ogni anno e spero che guarisca questa malattia qua, bruttissima. Voglio ringraziare la Madonna personalmente, tutto qua, grazie. Lei lo sa? Sì, esatto. Tanto importante. È una questione di tradizione o è anche un sentimento? No, è tradizione ma anche un sentimento, più un sentimento che tradizione. Viene a chiedere che cosa oggi la Madonna? La pace nel mondo e l'aiuto per le mie famiglie e per tutte le famiglie. Rimaniamo in provincia di Vicenza, andiamo a Marostica dove sono iniziati i lavori per la creazione di un affresco. Partiti i lavori dei 4 affreschi che andranno a ornare una parete esterna della palestra della scuola elementare di Marostica. 4 opere realizzate da altrettanti giovanissimi artisti, scelti da un'apposita giuria di esperti tra 142 studenti e studentesse di 5 licei artistici di Cittadella, Nove, Schio, Valdagno e Vicenza. Vere e proprie opere d'arte dedicate alla scrittrice e poetessa marosticense Arpalice Cumanpertile in occasione dei 30 anni del premio Marostica Città di Fiaba. Un progetto ardito perché non si parla di una semplice pittura, ma di un affresco realizzato con tecnica all'italiana, un affresco di più di 42 metri, quindi potete immaginare la dimensione e anche la difficoltà di realizzazione. La realizzazione è curata ad opera di architetti restauratori e quindi il corso sarà anche formativo per la loro professione, quindi è veramente un connubio tra l'attività lavorativa, la scuola e il mondo della cultura e la storia un po' del nostro paese. Oltre ai 4 premiati ci sono anche 21 menzioni speciali e anche qui stiamo valutando di riqualificare ulteriori aree degradate del nostro comune e sicuramente delle aree scolastiche, quindi veramente Marostica si trasformerà in una città di fiaba e chissà che poi in futuro non si crei un percorso della città di Fiaba proprio per poter vedere questi affreschi realizzati nella nostra città e nel nostro territorio. Cambiamo argomento, passiamo allo sport. Abbiamo un'intervista con una medaglia d'oro paralimpica a Tokyo. Cinque medaglie, un oro nei 100 stile libero, 3 argenti e un bronzo. Atleta da record il nuotatore di Bibione Antonio Fantin, che ai Giochi Paralimpici di Tokyo ha fatto sognare l'Italia. Lavoro, impegno, tenacia e tanta umiltà gli ingredienti per raggiungere obiettivi così alti, ci ha detto il pluricampione. Ero al settimo cielo perché era un sogno che si realizzava e poter vincere l'Olimpiade e con il record del mondo nei 100 stile libero è stato incredibile, è stato tutto perfetto. Obiettivi per il futuro? Allora, adesso ci riposeremo in teoria fino ai primi di ottobre e poi il prossimo anno c'è il Mondiale in Portogallo. E poi ci sarà il 2023 e poi naturalmente il 2024 con la prossima Olimpiade, la prossima Paralimpiade.
A chi è dedicato questo oro? Beh, allora questo oro, come ho detto subito finita la gara, era dedicato all'Antonio bambino che non voleva entrare in acqua, perché io ho iniziato a nuotare come riabilitazione, e a mia mamma Sandra, che comunque ogni giorno mi portava lo stesso, seppur io non volessi entrare in acqua, e stavamo ore e ore a bordo vasca ad aspettare, tante volte tornavamo a casa senza che io fossi anche entrato. E quindi a queste due persone che sono state l'inizio poi di tutto il percorso che mi ha portato a vincere l'Olimpiade. E Antonio di oggi com'è? Beh, Antonio di oggi si sta godendo in questo momento il momento, però io cerco sempre di essere molto concentrato e di pensare che i risultati arrivano per il lavoro, e quello che può sembrare anche il risultato più grande di una carriera sportiva, come vincere l'oro all'Olimpiade, sia solo un altro punto di partenza per costruire un nuovo percorso. Restiamo in ambito sportivo, parliamo della maratona di Padova. Partenza e arrivo in Prato della Valle per le 10 km, la strada cittadina da 5, via invece da Abano Terme la mezza maratona. Domenica 26 settembre tornano sulle strade della città i runners della Padova Marathon per una festa nel segno della solidarietà e della ripartenza. Forse eravamo in piena pandemia e siamo riusciti lo stesso ad organizzare l'evento. Quest'anno con i canoni della massima sicurezza riportiamo in Prato della Valle tante persone, sarà un evento e una maratona all'insegna del Green Pass, come è giusto che sia, perché anche se non obbligatorio gli organizzatori e l'amministrazione comunale hanno deciso di richiedere il Green Pass, perché questa è la nostra idea. Manifestazione Covid-free e a zero impatto ambientale, la Padova Marathon tra i fiori all'occhiello di Assindustria Sport, che nel 2021 festeggia i 50 anni di attività. Un bel traguardo per una società sportiva che come obiettivo nel 1971, quando è nata, è quella di far fare sport ai giovani per dare quella che è per noi una gamba fondamentale nella crescita delle nuove generazioni e nella crescita dei giovani, quindi con l'atletica leggera. Green Pass obbligatorio per tutte e tre le distanze, che vedranno scendere in pista anche l'atleta di casa Ruggero Pertile. La partenza della 5 sarà a mezzogiorno, ma i gate saranno aperti con largo anticipo e quindi ci sarà tutto il tempo di fare, appunto, di creare un evento aperto a tutti con il Green Pass. A correre la strada cittadina anche l'amministrazione comunale. Fosse per me farei la maratona, ma purtroppo i miei amici sono un po' più pigri di me. No, scherzi a parte, faremo i 5 chilometri, anche perché è un percorso straordinario, perché come ho detto in precedenza, lo sport non è solo salute e benessere, lo sport è cultura, è turismo, è stare assieme. Il percorso infatti toccherà Piazza Castello, il Duomo, il Palazzo della Ragione e la Basilica del Santo, che ospitano i capolavori di Padova Urbs Picta. Chiudiamo con una notizia che riguarda ancora una volta le eccellenze sanitarie del Veneto, perché al San Bassiano, l'ospedale di Bassano del Grappa, è stato effettuato un intervento all'avanguardia. Esattamente 5 mesi fa al San Bassiano l'equipe del primario Giovanni Grano eseguiva per la prima volta in una struttura pubblica del Veneto un'operazione di protesi all'anca con il robot chirurgico. Oggi, dopo 50 interventi all'anca, tutti con ottimi risultati grazie alla precisione del robot, al San Bassiano nuova fuga in avanti con relativo primato, effettuati i primi 2 interventi di protesi al ginocchio, anche questi perfettamente riusciti. La strada per il futuro è ormai segnata. Percorrendo questa strada innovativa cerchiamo di andare avanti sempre dando dei risultati migliori poi al paziente. Oggi è andata bene e come tutte le cose all'inizio è sempre un po' da mettere in tiro un po' di cose. L'intervento è perfettamente riuscito, siamo contenti. Adesso facciamo il secondo intervento più tardi e poi proseguiremo per questa strada. Ma il robot, al pari di una potente auto da corsa di Formula 1, ha bisogno di un pilota che lo sappia guidare e che lo controlli, trasformandolo in un prezioso alleato del chirurgo. Col robot bisogna parlare, non dobbiamo soltanto ascoltarlo, bisogna parlare. Il robot ci dà delle indicazioni molto precise e noi dobbiamo saperle interpretare e mettere a frutto la nostra esperienza di chirurghi, diciamo, tra virgolette,
tradizionali, con la nostra esperienza di una chirurgia manuale, dobbiamo metterla a punto e sfruttare queste informazioni che ci dà la robotica per migliorare poi l'outcome dei pazienti. Una tecnologia questa che rende San Bassiano sempre più centro di riferimento regionale per la chirurgia mini-invasiva delle protesi. Il primario lancia un messaggio ai giovani specialisti che devono sì applicare la chirurgia tradizionale, ma anche guardare oltre. E poi avvicinarsi alla chirurgia robotica, perché sicuramente il futuro sarà la chirurgia robotica nella chirurgia ortopedica, e per cui questi giovani oggi fra 10 anni si troveranno a parlare solo col robot. E accanto a questo robot, è bene ricordarlo, è già attivo da tempo il robot Da Vinci e importanti novità sono attese nelle prossime settimane. Siamo alla fine del nostro Focus TG, non ci sono al momento altre notizie di cronaca. Vi ricordiamo naturalmente che fra i temi di giornata c'è quello relativo all'estensione del Green Pass per alcune categorie lavorative. Se ne parlerà nel Consiglio dei Ministri in programma questo pomeriggio. Ovviamente poi in base alle risultanze, in base a quello che emergerà in seguito a una probabile ipotetica conferenza stampa da parte del Premier Draghi, noi vi daremo conto di tutte le novità, ne parleremo nel corso della nostra informazione, quindi vi invitiamo a seguire i nostri telegiornali TG Bassano, TG Vicenza di questa sera. Ringraziamo Fabio Verin per la regia, vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo un buon pomeriggio.